Dopo la tavola rotonda su Dante il Giusto e la deposizione delle stele in memoria di chi ha pagato con la sua vita l'impegno dei giusti alla Valle dei Templi, è stata la volta dell'assegnazione dei premi Empedocle. Consegnati al Palazzo dei Filippini, la cerimonia è stata presieduta da Monsignor Enrico Dal Covolo, presidente dell'Accademia Studi Mediterranei. Quindi a seguire gli interventi della Presidente dell'Accademia, professoressa Assuntina Gallo Afflitto, e il saluto istituzionale dell'assessore Roberto Lagalla. Ma credo che l'Accademia degli Studi Mediterranei prosegua un percorso culturale avviato molto tempo fa, che naturalmente ha trovato nella dedicazione ai giusti dell'umanità un ulteriore e forte raccordo con la storia recente e non recente delle comunità. È un percorso non solo culturale, quello dell'Accademia, ma vorrei dire un percorso umano, un percorso di fede, un percorso di verità, che nell'epoca della pandemia torna ad accendere la fiamma del dialogo interreligioso, della armonia tra i popoli, del superamento dei conflitti. Quindi un contributo importante, un messaggio importante che nasce da Agrigento, dibattito e confronto al quale mi piace portare questa sera il saluto e l'apprezzamento del Governo regionale. Questi premiati: il cardinale Lopez Romero, il professor Massimo Midiri, il professore Carlo Ossola, l'onorevole Caterina Chinnici, il giornalista Antonio Ferrari, destinatari del premio Empedocle Scienze Umane assegnato dall'Accademia Studi Mediterranei, giunto alla sua 27esima edizione. Un riconoscimento speciale è andato a Zacla Seddichi, vedovo Attanasio, diplomato ucciso in Congo. Sì, certamente l'Accademia si inquadra in un contesto culturale che non è solo di Agrigento, ma di tutta la Sicilia e probabilmente anche a livello nazionale. Ha una storia più che decennale ed ha sempre manifestato la capacità di anticipare anche i tempi, sia in chiave etica che in chiave sociale. Allora, per me è già un onore essere qui oggi tra tutti questi persone premiati che sono un grande valore per la nostra società, quindi è un grande onore. Beh, è una grande emozione e un grande onore al tempo stesso, un grande onore perché si tratta di un premio prestigioso, un premio particolarmente significativo e poi una grande emozione perché in realtà il premio lo ricevo io, ma è dedicato a mio padre, perché il mio percorso di vita, il mio impegno di magistrato prima e al Parlamento europeo adesso, ecco, sono l'effetto di quello che è stato l'insegnamento di mio padre, un insegnamento fatto di valori che mi ha trasmesso e di modello che mio padre è stato come magistrato e come uomo, quindi una grande emozione e un grande onore. Eminenza Reverendissima, Eccellenze, illustri premiati, autorità civili militari, signore e signori, ringrazio tutti e ciascuno perché la vostra presenza nobilita ancor più questa già solenne cerimonia. Sono un viandante sullo stretto marciapiede della terra e non distolgo il mio pensiero dal tuo volto. Così cantava il suo amore, sua santità Giovanni Paolo II al Padre Celeste. Sullo stretto marciapiede della terra, un giorno molto lontano, nel 1987, nella terra di Empedocle e di Gerlando da Besançon nasceva un'accademia, l'Accademia di Studi Mediterranei, ideata e voluta da uomini di buona volontà, che con passione e fede hanno istituito il Premio Internazionale Empedocle per le Scienze Umane, dedicato nella prima edizione al Ministro dei Beni Culturali Nino Gullotti. Sono trascorsi molti anni, decenni, e il premio Empedocle, giunto alla 27esima edizione, è stato conferito a personalità che hanno fatto risplendere sempre il bello e il bene con il fascino della loro cultura. Oggi è un giorno importante, c'è il premio Empedocle e penso che Agrigento abbia bisogno di questi eventi.
il nome della nostra città penso che meriti quello che oggi sta succedendo qui. Io ringrazio anche la prof Assuntina Gallo che come ogni anno è sempre puntuale e precisa, e avere tante personalità con tanto spessore, con tanto impegno nel sociale mi lusinga. Sono onorato proprio di essere qui presente assieme a loro e poter anche premiare uno di loro.